Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, buon mercoledì, ben ritrovati, benvenuti nell'appuntamento con l'oroscopo del giorno. Io sono Maria e siamo pronti per andare a scoprire anche oggi, a tuffarci in questa giornata e capirne tutte le novità, come andranno le prossime ore. Lo scopriamo subito perché partiamo con i nostri 12 segni, anche oggi sì, pronti. Ariete, i nostri primi in lista, clima di complicità per voi grazie alla luna in sestile. Contenti? Siete circondati da persone carine, pronte a darvi una mano e a regalarvi input preziosi anche sul lavoro. Generosità anche da parte vostra, sì, ci vuole. Se un amico vi chiede di tendere la mano, voi fatelo, non rifiutate. Toro, gli astri oggi non vi concedono proroghe. Messi alle strette non avrete scuse per rimandare i vostri compiti, compresi anche quelli più seccanti, che sappiamo non è il momento in cui avete più voglia di portarli avanti. Per non entrare in affanno seguite una ferrea programmazione considerando priorità e tempi d'esecuzione per farlo al meglio. Gemelli, proiettati dagli astri, siete nella condizione ideale per osare oggi. È il momento di dare il via a quel progetto un po' folle, ecco, chiamiamolo così, che da tempo vi stuzzica. Vi butterete, tufferete nell'impresa con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che tutto è un gioco in questo momento, in questa prima fase, quindi divertitevi. Cancro, siamo da voi, rapporto sincero e complice con il partner, ci voleva, vi raccontate tutto senza omissioni di particolari, semplicemente perché non avete nulla da nascondervi a vicenda. Passionalità e condivisione griffano il rapporto di coppia, le ombre del passato non vi possono toccare ora. Leone, decisi a puntare più sui flirt in questo momento che sulle storie serie, state dando di voi un'immagine un po' frivola, un po' superficiale che non vi corrisponde in realtà, quindi dipende anche dal fatto di come volete mostrarvi. In serata correte il rischio di inciampare in un affossatore di entusiasmi, meglio cambiare programma, noi vi abbiamo avvertito. Vergine, una buona giornata vi attende, soprattutto per chi lavora nel ramo commerciale, perché sarà soddisfacente sia sotto il profilo finanziario che umano. L'importante è non chiedere troppo, come al solito, bisogna godersi il presente. In famiglia date un colpo alla botte e uno al cerchio, con un po' di diplomazia alla fine tutto gira per il verso giusto. Dalla vostra, invece amici della bilancia, c'è il bel trigono della luna. Oggi vi regala buon umore e desiderio di contatti umani, disponibilità e savoir-faire nelle relazioni sociali. Oggi per una buona relazione avete tutto. Un concerto da non perdere, un progetto da coltivare. Dopo averne valutato i costi attentamente, agite. Scorpione, ci sono Luna e Saturno in quadratura al vostro segno, attenti, cercheranno di orientarvi al passato ma non dovrete ascoltarli, questo è quasi un ordine, perlomeno un avviso, non ci piace darvi ordini, la vita è un cambiamento, quindi guardate avanti che è meglio. Rafforzate le difese invece scegliendo trattamenti naturali, dovete ricercare quel certo equilibrio, è il momento giusto. Sagittario, giornata che si prospetta movimentata per voi, piena di impegni ma anche di opportunità, quindi è tempo di correre, un incontro stuzzicante poi soddisferà il vostro desiderio di novità che avete in questo momento. Bene gli affari pure, ma non fatevi prendere dalla fretta di concludere tutto e subito e cercate invece di rispettare anche i tempi degli altri. Capricorno, siamo da voi per avvertirvi che state andando incontro a una giornata dispendiosa, sia in termini economici sia di energie, quindi attenti, cercate di agire con cautela. Se chiedeste aiuto al vostro team riuscireste a fare tutto e prima e a farlo meglio, quindi condividere i compiti, dare un po' da fare anche agli altri, non può che farvi bene. Anche nel privato confidatevi con un amico per cercare soluzioni che da soli non riuscite a trovare, non riuscite a venirne a capo, quindi parola d'ordine, condivisione. E siamo anche dai nostri Acquario, al lavoro voi rendete il doppio da soli, liberi di seguire il vostro ritmo, la vostra libertà, i vostri colpi di genio, che di tanto in tanto anche questi si affacciano alla mente, non disdegniamoli. Qualche tensione in famiglia invece, non servono grandi motivazioni per litigare, basta averne voglia dopo tutto, ma cercate di non averla insomma. Chiudiamo ancora con i nostri pesci, voi procedete un po' a rilento oggi rispetto ai ritmi della giornata, vi manca quel tocco di motivazione in più e non trovate lo spazio per esprimere le vostre potenzialità che sono veramente tante, un bagaglio quello che vi portate dietro. Non siete di turno e quindi oggi vi conviene riposare e poltrire, attività nella quale siete dei veri maestri, quindi datevi da fare. E tutto quindi anche per oggi, per questa giornata che ci porta alla metà della settimana. Per noi è tutto, per l'oroscopo è tutto, ma vi aspettiamo domani con le novità. Una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0